Amiche ed amici della Lega Calcio 8, benvenuti allo Sport City per questa 14ª giornata di Serie A. L'Italia Calcio ospita la Roma Calcio 8. Calcio d'angolo per la Roma, palla appoggiata indietro per Ciccolini, un missile di Ciccolini, 1-0 della Roma. Faccin non poteva farci davvero nulla. Riparte l'Italia con Fini. Fini tutto da solo, adesso centrale, calcia, grande risposta di Coletti. Figura, si destreggia il playmaker dell'Italia. Palla a Marconi, Marconi al limite, spalle alla porta. Passaggio per Ligios, velo di Figura, Zino da fuori a giro. Che gran gol di Zino e che grande azione dell'Italia, 1 pari. Palla profonda a cercare Liotti. Liotti, tacco splendido che smarca Guadagno. Guadagno rientra sul sinistro, calcia di sinistro. Faccin. Attacca l'Italia, la palla a Novelli. Novelli rientra con un tunnel su Aiello ancora. Novelli entra dentro l'area, è da solo, grandissima azione. Goletti si supera. Palla lunga a cercare Giancarlo. Giancarlo rientra sul destro, rientra sul sinistro, è da solo in area. Grandissima risposta di Faccin. Palla ancora lunga a cercare Giancarlo, defilato sulla sinistra. Giancarlo rientra sul destro e trema la traversa. Riparte ancora la Roma. Pettorelli allarga per Liotti, Liotti mette dentro per Giancarlo e Giancarlo anticipa Faccin. 2-1 della Roma, un 2-1 che era nell'aria. La Roma stava attaccando da diversi minuti. Rimessa per la Roma. Mischia in mezzo al campo, la spunta Liotti, Liotti parte in contropiede, è solo davanti a Faccin, allarga per Giancarlo che deve solo spingerla. Assist di Liotti, fantastico il gol, è praticamente tutto suo. 3-1 per la Roma. Ancora palla lunga della Roma a cercare sempre Giancarlo, terminale offensivo, riesce a stoppare bene, si destreggia al limite, viene messo giù, punizione per la Roma. Va sulla battuta lo stesso Giancarlo. Va a calciare, palo gol, 4-1 della Roma, Giancarlo autentico mattatore. L'arbitro fischia in questo momento la fine, l'Italia regge fino alla seconda metà del secondo tempo e poi crolla sotto i colpi di uno straordinario Giancarlo. Ma guarda, sinceramente per come eravamo entrati in campo abbiamo avuto diversi problemi prima di iniziare, come il portiere che non si è presentato. Cioè, vabbè, al di là di questi problemi secondo me la partita, e anche al di là del risultato, non è andata malissimo, perché comunque noi siamo scesi in campo fino a metà del secondo tempo, stavamo là sul pezzo sempre a creare pericoli, a creare occasioni. Beh, diciamo il primo tempo abbiamo faticato, poi nel secondo tempo hanno lasciato molti spazi e poi la stanchezza prevale. Poi questo campo è molto difficile per entrambe le squadre, specialmente per noi che vinciamo raramente, e poi fortuna, un po' qualche giocatore che abbiamo che fa la differenza e siamo andati bene, ecco.